Per l'ex polveriera del Montello ci vogliono idee. E questa è la posizione dell'ente provincia di Treviso dopo la situazione raccontata nei servizi di Antenna 3 di furti, vandalismi e degrado dell'ex struttura militare, ora del comune di Volpago. Ho visto il servizio, non abbiamo competenze dirette su questo tema, però posso dire e mi metto a disposizione se vi è la volontà di coordinare e di sedere i diversi attori coinvolti. Presidente è convinto che il mantenimento e lo sviluppo dell'area di 100 ettari, con oltre un centinaio di immobili e decine di chilometri di percorsi interni, sia un impegno troppo oneroso per un comune come Volpago e che solo con il sostegno di tutti si possa rilanciare uno dei luoghi più suggestivi del Montello. Partendo dal presidio contro furti e vandalismi da attivare il prima possibile, utilizzando anche le moderne tecnologie di videosorveglianza. La provincia c'è e si mette a disposizione laddove si ravvisasse l'opportunità di fare un tavolo di coordinamento. E quindi noi ci siamo per quel che possiamo fare. L'ex polveriera, secondo Marcon, potrebbe essere anche un laboratorio per dare risposta ad altri siti in provincia, diventati, con la dismissione militare, luoghi di degrado e microcriminalità, perché i comuni dove sono presenti non sono in grado di sostenere investimenti di riconversione e mantenimento. Abbiamo immobili storici che hanno anche una valenza e possono essere recuperate, che però rimangono lì vuoti, in disuso, non presidiati e conseguentemente decadono in fretta sia per la vetustà loro sia per l'intervento dell'uomo che lo depreda. Quindi bisognerebbe fare una riflessione di più ampio respiro e se c'è la volontà noi ci siamo a sederci attorno ad un tavolo.